Allora, evoluzione del mercato del lavoro, passavo la parola al presidente dei giovani degli settori albergatori, settori direi anche ricettività in generale, turismo. Attrattività, perché voi avete bisogno di persone anche motivate, è un lavoro secondo me delicatissimo, molto molto attrattivo in estratto, in concreto ha delle criticità, però avrebbe tanto da comunicare. Ma sicuramente il settore del turismo a livello comunicativo è forse uno dei più facili da comunicare perché esprime, cioè risolve dei desideri che un ospite ha, nel senso che vuole una destinazione. Esatto. E noi comunichiamo, vieni da noi, vieni in ferie e ti rilassi, nel senso la comunicazione è più facile nel nostro settore che non magari nella moda, c'è molta più competitività, è più particolare secondo me. Però voi lavorate nei momenti in cui le persone si divertono e magari un giovane anche un non giovane, avrebbe piacere avere anche del tempo, fine settimana liberi, estate libera. Quello sicuramente, se poi guardiamo questo aspetto. Qual è il nodo qui? Il nodo è sicuramente i giorni più caotici del mondo del turismo o alberghiero è sicuramente il weekend, nel senso tutti i cambi, la mole di lavoro è sicuramente il weekend. Bisognerebbe trovare delle tornazioni, quello sicuramente, magari prendere anche una persona in più. Ecco, l'investimento nelle persone. L'investimento in più dove dici ok, iniziamo a fare dei turni dove un weekend sì, un weekend no, nel senso iniziamo a fare un calendario dove qualsiasi persona, qualsiasi collaboratore è contento e soddisfatto di lavorare anche durante l'estate nel weekend e purtroppo questo settore non può farne a meno perché un albergo ha 24 ore ed è 7 su 7, cioè anche di notte noi lavoriamo, abbiamo anche la sicurezza delle persone, degli ospiti in casa, insomma ci sono tutti degli iter da seguire e quindi una soluzione a questa problematica, soprattutto nel mondo giovanile, il weekend è un problema perché insomma gli amici, vado fuori e sicuramente sappiamo... La socialità. Esatto, una vita sociale, sostenibilità sociale, potremmo risolverla con questo, ma anche familiare. Punto di vista, anche familiare sicuramente. Questo è un altro aspetto. Dobbiamo sicuramente fare un investimento in più. Ma io le chiedo, proprio perché l'abbiamo tirato fuori prima, ma forse era fuori onda che stavamo facendo un pourparlers, poi adesso non è venuto fuori, la retribuzione, dopo le chiedo anche a lei. Siccome marginalità esiste nel settore alberghiero, siccome il settore turistico è andato bene, abbiamo avuto dei turisti big spender che sono arrivati in Italia, eccetera, l'italiano tende a spendere sempre meno, vabbè, è un quid che andrebbe analizzato con grande attenzione, potrebbe essere un grosso boomerang, però, vista la situazione, perché i contratti, c'è stato questo lungo iter, perché il terziario avesse dei rinnovi dei contratti di lavoro, la remunerazione non è così gratificante e siete pieni di stranieri che vengono da realtà più povere magari della nostra e quindi è difficile trovare anche in una cucina, cioè cucina italiana ci lavorano tutti meno che italiani, forse lo chef però, camerieri non sono italiani, perché questo? C'è qualcosa che non va anche nella retribuzione? La marginalità non viene ridistribuita? Allora, so che la provocazione, però e dopo gliela giro anche a lei questo problema. La retribuzione in realtà nel nostro settore non è malvagia, non è malvagia, anche quando, confrontandomi con i colleghi, quando facciamo dei colloqui di lavoro, le domande non sono più quanto mi paghi. La domanda è vitto, alloggio quello è un problema. E tempo libero. Questo è. Uno dei nodi nel trovare noi collaboratori è proprio questo, nel dire dove lo metto a dormire. Quello è un problema enorme, soprattutto dopo, adesso non voglio fare polemica assolutamente, anzi io apprezzo, ma le locazioni turistiche dove qualcuno aveva una seconda casa, l'ha messa a reddito, hanno portato via una miriade di posti letto dove noi imprenditori magari affittavamo per tenerli ai nostri collaboratori e ci troviamo adesso magari parlo del Lago di Garda che sono i primi, sono proprio lì, non si trova niente. Io mi ricordo adesso Jesolo aveva fatto l'anno scorso, ha preso un vuoto per pieno, un albergo, si sono messi insieme gli albergatori, prendiamo tutto l'albergo, tutta la stagione, mettiamo dentro i nostri collaboratori.
Sì, però fare la vita d'albergo ovviamente non è la stessa non è cosa. Qualcuno vuole anche avere una vita dignitosa, sì. nel senso, se vuole cucinarsi in casa, deve avere infatti. la sua intimità, ecco, la sua intimità deve esserci. Però stiamo andando veramente incontro a questo problema che è gravissimo ed è veramente un principio di non trovare collaboratori per questo punto di vista, per questa cosa. La retribuzione può essere, non è più chiesta, però è stata chiesta, in alcuni settori ancora viene chiesto, comunque. Abbiamo detto prima che uno dei passaggi che ha comportato questo cambio sulla scarsità del personale rispetto appunto alla domanda è stato quello di dare stabilità e quindi contratti più stabili in questo momento. Almeno questi sono i dati che escono da Veneto Lavoro. Sulla questione invece della retribuzione va fatto un ragionamento di fondo. Innanzitutto i contratti collettivi stabiliscono i tabellari nazionali, quindi che devono andare bene da Palermo fino ad Aosta. Beh, vivi a Milano con un contratto. E su questo i contratti nazionali, va fatto un ragionamento innanzitutto sulla tipologia del contratto nazionale. I contratti nazionali leader hanno lavorato in maniera da poter recuperare nel limite del possibile quella che è anche la capacità d'acquisto dei lavoratori. Certamente non sono paragonabili a retribuzioni, parlo delle retribuzioni standard, quindi da tabellare, quindi diciamo così, le retribuzioni minime, quelle al di sotto delle quali non si può andare. Questo è quello che stabilisce il contratto nazionale di lavoro, dobbiamo ricordarcelo questo. Dopodiché il salario che l'azienda contratta col proprio dipendente, mettendoci dentro degli istituti come l'ad personam, super minimi e quant'altro, proprio per gratificare delle persone che devono rimanere in azienda o che hanno delle capacità particolari, oppure in questo momento molto particolare per creare attrazione anche attraverso il salario, è tutta un'altra questione che probabilmente dovrà essere anche esplorata. Quello che credo sia importante è quello che si diceva prima, cioè passare da una dimensione di gestione aziendale padronale, chiamiamola così, a una invece organizzativa, perché per dire degli strumenti di welfare aziendale che non necessariamente sono esclusivamente economici, possono essere anche tempo per il personale, conciliazioni particolari, l'utilizzo di strumenti come lo smart working, che è stato uno strumento necessitato e poi è diventato per alcune imprese anche uno strumento organizzativo importante, ecco, vanno calati, come anche la retribuzione va calata in una maniera, come posso dire, aziendale, tagliata su misura per quella realtà. E quindi questo ragionamento, che è molto particolare e molto delicato, ha bisogno di consulenze particolari, ha bisogno di essere accompagnato. Ci sono strumenti come quello delle relazioni sindacali per fare queste cose all'interno delle imprese, che sono da sempre utilizzati all'interno delle imprese strutturate che possono grandi, servire quindi. E ci sono strumenti nuovi che le piccole imprese possono utilizzare, per esempio c'è tutto il tema degli strumenti bilaterali in cui si possono fare cose che potrebbero fare soltanto le grandi imprese, tipo gli accordi aziendali, si potrebbero fare all'interno di una realtà molto più vasta, fatta di microimprese, come quella della bilateralità. Sono evoluzioni che ci sono state nel diritto del lavoro. Bisogna che siano recepite dalle persone, devono essere recepite dagli dalle imprenditori persone. Sostanzialmente. Questo è per importante. dire, tutto il tema della conciliazione del lavoro e soprattutto della parità di genere e soprattutto della parità di salario tra il maschile e il femminile è stato oggetto da 2 anni da parte della Regione Veneto, con le organizzazioni sindacali, con tante realtà, di una partecipazione appunto culturale di questo territorio. Io credo che questo genererà, da un punto di vista poi pratico, anche degli strumenti interessanti e attrattivi e utili per le imprese, e quando dico imprese intendo dire l'imprenditore ma anche il personale, quindi il mondo del lavoro in generale. Certo. Tirando le file di quanto è stato fatto in questo incontro formativo, ma anche negli anni, lei che cosa si sentirebbe di trasmettere a chi ci ascolta, vuoi che siano lavoratori o piccoli imprenditori o negozianti o insomma nel settore? Che cosa secondo lei è importante? È una gran bella domanda. Che dopo le do il giro anche a loro. Io credo che bisogna sempre instillare fiducia e valorizzare e consolidare le proprie competenze. Io
per quanto riguarda, ripeto, i nostri negozi, credo che quelli che oggi sono meno, perché sappiamo che, la desertificazione dei negozi, diciamo, ha drammaticamente toccato i nostri territori, eccetera, e quindi su questo anche con Federmoda nazionale, regionale, stiamo portando all'attenzione e tutto il tema degli affitti e il tema anche di sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, e quindi stiamo tendendo dei progetti, ma tendo a dire che noi dobbiamo, per quanto appunto riguarda i nostri negozi, capire che quelli che sono sopravvissuti, se vogliamo, diciamo così, a 5 anni, a un quinquennio dove abbiamo avuto la drammaticità e le ripercussioni della pandemia e quant'altro, sono negozi che la maggior parte dei casi sono più qualificati, sono estremamente resilienti, hanno dimostrato questo, e anche molto motivati a innovarsi però e sono a sempre alla creare. ricerca di personale, sono sempre sotto personale. Certamente, questo è un aspetto che stiamo appunto curando anche con il discorso, dicevo prima, degli affitti, perché è chiaro che il costo più importante dato dagli affitti e chiaramente poi dal personale, costi fissi, eccetera. Noi a livello nazionale abbiamo chiesto naturalmente un credito d'imposta o una cedolare secca. Adesso, proprio di questi ultimi giorni, stiamo mettendo appunto un progetto a livello territoriale. Chiaro che però vanno coinvolte tutte le altre forze, Certo, ecco, questo l'abbiamo portato all'attenzione appunto della Regione e vediamo di lavorarci. Certo. Chiaramente i giovani, io credo che però dobbiamo essere anche fiduciosi, non andare a essere così negativi, perché no, ma non è negatività, qua ho detto tiriamo le fila perché l'insegnante, la docente vi ha detto trovate soluzioni, cioè troviamo soluzioni, quindi non si fa negatività, si dice cosa bisogna fare per far sì che una persona non debba scegliere la Francia, Dubai, anziché gli Stati Uniti. Oggi i giovani sono proprio, dopo anche la pandemia, ripeto, questo vorticoso cambiamento del cioè devi dare qualcosa di diverso in più. Passo la parola, voglio sentire anche loro, dopo rifacciamo il giro se abbiamo ancora tempo. Certo. Secondo lei? Ma credo che sicuramente, come è stato ampiamente detto, il tema dell'attrattività è fondamentale, quindi l'azienda... Ma anche per i più vecchi. Esatto, essere in grado di raccontare la propria storia, che cosa si fa, mettere in piedi delle politiche a favore dei propri collaboratori, che può essere la flessibilità lavorativa, che può essere, insomma, le soluzioni bisogna trovarle in base alla cifra della propria azienda. Poi credo che c'è anche un altro tema importante, si parla sempre di nuove tecnologie, ogni settore ha le tecnologie adatte per la propria crescita, e questo è anche un motore, qualcosa che attrae il giovane, no? Quindi un'azienda che è attenta alle nuove tecnologie, che le porta all'interno della propria struttura, oltre ad ottimizzare tutta una serie di processi, è attrattiva anche per il collaboratore che entra nuovo e che vuole vedere un percorso di crescita all'interno di quell'azienda. Quindi strumenti, tecniche, macchinari, okay, che siano all'avanguardia, anche perché ormai le aziende per crescere o stanno sul mercato e guardano al futuro, o purtroppo bisogna innovarsi, ecco, questo è un paradigma che non si può più prescindere. E poi da rappresentante della categoria degli imprenditori c'è anche il tema dell'imprenditorialità, cioè i ragazzi, se non vogliono lavorare alle dipendenze, non vogliono nessuno che gli dica cosa devono fare impresa è un'opportunità. In Italia la propensione all'imprenditorialità è bassissima purtroppo rispetto agli altri paesi europei, però abbiamo fatto anche un evento recentemente con l'Università di Padova, con l'associazione alunni dell'Università di Padova, proprio rivolta agli studenti universitari, e il tema era che fallire fa parte della vita in generale e non può essere un freno a realizzare i propri sogni, perché in Italia la motivazione principale per cui non si fa impresa è la paura di fallire, no? Quindi abbiamo portato questo messaggio e
veramente, insomma, anche questo è un percorso, quindi si può anche pensare che se uno ha un'idea, adesso viviamo in un mondo dove l'innovazione è veramente la fa da padrona, ovviamente si può anche pensare di intraprendere questo percorso e quindi di fare la propria azienda certo. all'interno dei quali portare È che a volte se non ci sono degli strumenti di supporto i costi sono altissimi e quando si fallisce, tra virgolette, si finisce nel lastrico. Sì, a volte, però diciamo che molto spesso poi c'è più il timore di partire, quindi uno decide proprio di non partire. Ovvio che poi ci vuole un discorso di sinergia, quindi da una parte le imprese, da una parte le istituzioni, le associazioni di categoria, perché solo in questo modo si riesce poi a lavorare in maniera sinergica. No? Presidente, giovani. I giovani subiscono anche però la sindrome del controllo. Nell'andare a lavorare in una certa realtà, che non è una cosa che dà un po' di angoscia, cioè sono abituati educativamente ad essere molto liberi, a disporre del proprio tempo, se fai l'università, insomma ti gestisci, entrare in un'azienda dove esiste la sindrome del controllo vuol dire che il datore di lavoro, comunque anche il cartellino stesso è un controllo, ti desresponsabilizza sotto certi profili e sei in questo in questo ambito molto, che diventa sta stretto a tanti, sta stretto anche agli adulti adesso, dopo il Covid comunque a tanti. Ma certo, questo è sicuramente un giovane si sente un po' incatenato, no? Quindi anche quello che mi sento di dire, anche a chi ci sta ascoltando da casa, che sei imprenditore o un manager, dico dateci spazio, fateci entrare, dateci spazio, che sia il figlio dell'imprenditore o che sia un collaboratore, date spazio ai giovani perché il turismo è cambiato, le esigenze di 30 anni fa non sono più quelle di oggi e siamo noi giovani che viviamo in continuazione questo cambiamento. Faccio un esempio banalissimo. Sì, facciamo gli esempi che sono più che tutti mi capiscono da casa, nel senso noi siamo cresciuti con Facebook, mia mamma se l'è fatta a 50 anni, nel senso non può essere la stessa cosa, cioè noi siamo cresciuti con delle tecnologie, con un'evoluzione che ci appartiene. Io già, ad esempio, convivo a casa con un ragazzino di 15 anni, io non so già i sistemi che hanno loro che stanno crescendo. È giusto che lui insegni a me, ed è come giusto in un'impresa, io so le esigenze che ha un trentenne o un quarantenne, non più chi era sempre a regime monarchico dell'impresa. Quindi dico, date spazio. D'altro canto però, voglio anche dire una cosa ai ragazzi più giovani, prima si parlava di stereotipi. Il mondo dei social è giusto, ma è anche veleno. Beh, certo. È anche veleno, perché vedono subito una scala che da 0 arrivano a 1000 in un secondo, saltando tutti i vari passi, formazione, tutti vogliono essere subito manager, tutti vogliono essere subito al capo. Non funziona così, bisogna fare step by step e ci si arriva. E dico agli altri, date l'opportunità a questi ragazzi di arrivare, fateli da mentore, che possono arrivare fino a al loro obiettivo. Questo è un po' il concetto che mi sento di dire. Certo, questo è molto bello. Per quanto riguarda il settore turistico alberghiero, l'esperienza, l'attrattività nei confronti di quelle che sono generazioni che hanno qualche anno in più di lei sicuramente, che però cercano anche altre professioni, che lasciano proprio, magari si aprono partita IVA, magari fanno tutto un altro lavoro e anche lì mancano cioè fatta un'esperienza straordinaria, poi vanno via. E lì è una perdita pazzesca. Cosa scatta lì? Chi vuole aprirsi, intende lei, Sì, chi da esatto, nulla vuole... prima faceva il direttore dell'hotel, poi lascia e va a fare un'altra professione, ma lascia quel ruolo, e ce ne sono dopo il Covid. Io lo stimo in realtà una persona così, nel senso dico... Ha avuto un coraggio pazzesco. Hai avuto il coraggio di fare, soprattutto dopo la pandemia, hai avuto il coraggio di creare la tua strada. Io lo stimo. Io stimo una persona che ha questo coraggio, assolutamente. Anche che la vita non finisce a 40 anni, anzi, assolutamente. Comincia, anzi, hai più testa, nel senso, hai delle basi, dei valori che ti sei creato negli anni. Quindi io dico chapeau se qualcuno prende e fa la sua strada. Io formerò qualcun altro, tornando se qualcuno aveva formato. Esatto. Questa è la sinergia, no, che dicevamo prima, l'impresa.
La rete d'impresa. Infatti la professoressa sottolineava anche ai corsi che avete tenuto il dare appunto delle persone delle opportunità diverse, cioè anche frammentare il lavoro stesso, cioè 2 giorni fai un lavoro, altri 2 giorni un altro, come non so dove, in quale paese del mondo che questo si svolge, in un paese dell'Africa, dove hanno dato questa cosa qua, fai il giardiniere però sei docente universitario, in modo che anche la testa, che è abituata a tantissimi stimoli, perché noi siamo iperstimolati, non abbia mai a noia la propria professione, un po' quello. Allora, io credo che bisogna anche essere però realisti, cioè bisogna avere fiducia sui cambiamenti, ma credo che bisogna essere anche molto realisti. Bisogna cioè che queste soluzioni o suggestioni che sono state date, che ci sono, che qualcuno pratica, qualcuno decide... Ci sono oggetto di studio, sì, insomma. Ma ci sono tantissime persone che decidono e dicono: io 40 ore a settimana non ne lavoro più, ho un reddito sufficiente, ne lavoro 25-30 e mi dedico a fare altro, volontariato, le mie passioni, cioè a coltivare qualcosa di vocazionale più importante. Però tutto questo deve entrare negli ingranaggi poi di compatibilità con tutto il resto, quindi a cominciare dai salari, su cui sicuramente bisogna fare di più, però ovviamente ci sono degli sforzi che si possono fare in un contesto di tassazione estremamente elevata, anche se si sta andando a tentativi verso una riduzione molto piccola, però insomma l'importante è che sia lineare, si spera. Esatto, per quel che riguarda invece la questione del poter fare più lavori, secondo me, ripeto, è una suggestione, è una situazione che deve trovare compatibilità poi con tutto quello che è l'attorno di una persona e che vita vuol fare una persona. Certo. Io credo che però vadano valorizzate anche alcune cose. Noi abbiamo parlato di orario e salario, ma dentro ai contratti, soprattutto ai contratti leader, io credo che vadano molto valorizzate situazioni di welfare, dalla previdenza integrativa di cui non si parla quasi mai o si parla troppo poco, per costruirsi appunto anche delle possibilità successive. L'assistenza sanitaria integrativa, con tutti i limiti che può avere, però sono degli appannaggi importanti. Tutto quello che è il welfare. Sono strumenti molto concreti che poi all'interno di un contratto valgono. Ma lì siete voi associazioni di categoria che avete un ruolo importantissimo per tutti gli associati, perché poi è un passaparola, però bisogna iniziare a farlo. Allora, mi è piaciuto poter approfondire questo tema con voi, trasmettere ai nostri telespettatori, perché è un cambiamento culturale, per cui richiederà del tempo, però è importante che anche già i giovani siano molto orientati da questo punto di vista e non soltanto. Io voglio ringraziare quindi Maria Beatrice Paludetti, Presidente Federazione Moda Italia di Treviso, grazie. Anna D'Amico, Presidente Giovani Imprenditori Confcommercio del Veneto, Padova, Francesco Zeitler, Presidente Giovani Albergatori del Veneto, grazie anche a lei, Luca Bertuola, responsabile area lavoro di Confcommercio del Veneto, grazie a voi telespettatori di averci seguito, come sempre la puntata poi la rivedete sul web e su YouTube. Buon proseguimento, buona serata.